Venezia. Incidente sfiorato in Rio di Canereggio verso le 9:30 quando un vaporetto proveniente da Piazzale Roma e diretto a Murano si è trovato lungo il percorso un'imbarcazione di Veritas. Per evitarla ha virato ma ha toccato un barchino scrostandone la vernice e a sua volta la barca nell'impatto ha urtato un mototopo. In quel momento stava passando una pattuglia dei vigili che si è fermata per il verbale. I passeggeri sono scesi all'imbarcadero Guglie e hanno atteso la corsa successiva. L'episodio pone nuovamente l'attenzione sul problema dell'eccessiva congestione di rii e canali, su cui la procura ha aperto un fascicolo. Chioggia. Si è distratto e l'auto è finita in acqua, nei pressi di Porta Garibaldi. Tutto per non aver tirato il freno a mano in una strada dove c'è una leggera pendenza. A bordo del mezzo, dopo aver parcheggiato, ci sarebbe stata anche un'altra persona che però non sarebbe riuscita a fermare la corsa dell'auto verso il canale. Nessuna conseguenza grave per il passeggero. Sul posto i vigili del fuoco che con una gru hanno recuperato l'auto. Porto Gruaro. Con una pietra recuperata da un cantiere poco distante hanno rotto la vetrina del centro Vodafone di Via Manin. I due ladri, secondo la testimonianza delle telecamere di videosorveglianza, sono fuggiti a causa dell'allarme, riuscendo a portare via tutti gli smartphone in esposizione e vari tablet. Ancora da quantificare danni e bottino, ma supera le decine di migliaia di euro. Potrebbe esserci un collegamento con il furto avvenuto 6 giorni fa al centro team di Via Sommariva.